Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Buongiorno tropicani e benvenuti a questa settima parte di Tropico 3 Absolute Power. Andiamo a continuare la nostra partita che avevamo iniziato nei video precedenti e continuiamo. Mi sembra che eravamo arrivati nel punto dove dovevamo concludere le nostre lezioni. Perfetto, andiamo ad abbassare il volume della musica che è un po' elevato. Perfetto, allora i nostri attenti burocrati praticamente ci hanno calcolato che approssimativamente otterremo l'89% dei voti, quindi non c'è bisogno di commettere alcuna frode, perché come potete vedere e come vi ricordo nel video precedente ci avevano richiesto le lezioni anticipate perché quindi la nostra commentatrice radio. Sono Juanito di Tropico News Today con i risultati delle elezioni. Il presidente ha riportato una vittoria schiacciante. Pare che il popolo continuerà a supportare il nostro amato leader ancora per molti anni. Perfetto. Comunque abbiamo anticipato le lezioni appunto per far tacere la nostra commentatrice accanita che voleva per forza farci cadere dal governo. Comunque siamo riusciti a tenere ben saldo il governo sotto le mani quindi del nostro presidente. Comunque intanto andiamo a vedere come troviamo la situazione all'interno del nostro almanacco nazionale. Vediamo nella felicità media qual è il fattore che pecca maggiormente. Vediamo un po' l'intrattenimento pecca maggiormente, quindi iniziamo a costruire degli edifici che mantengono alto il morale dei nostri abitanti. Io direi di mettere un cinema che è abbastanza utile, anzi visto che non abbiamo più spazio, cioè l'energia elettrica è solo disponibile all'interno di questo spazio verde, io direi di implementare e costruire una nuova centrale elettrica per aumentare il raggio di elettricità. Quindi centrale elettrica, non più generatore a turbine eolico, ma una vera e propria centrale elettrica. Perfetto, la posizioniamo in un posto o in un luogo abbastanza isolato per non inquinare quindi il centro storico della città. Perfetto, colleghiamo una strada, la selezioniamo appunto da una strada principale, facciamo attraversare quindi i campi e la facciamo arrivare fino alla nostra centrale che dovrà essere raggiunta dai lavoratori per poter essere costruita. Perfetto, mettiamo una priorità assoluta perché deve essere costruita nel minor tempo possibile. Intanto possiamo vedere che sono stati esportati $16.000 in merci, utili quindi per il nostro governo. Come potete vedere le nostre casse sono piene. Vediamo cosa ci dice questa nota. Fai visita al cantiere per motivare i lavoratori, giusto. Mi sono dimenticato di dirvi che selezionando il nostro avatar, tutto il giorno. ovvero il nostro presidente, possiamo inviarlo ad aumentare il morale all'interno dei cantieri per velocizzare quindi il cantiere, o anche creare un discorso all'interno del nostro palazzo e leggerlo dal balcone per incitare la popolazione e fare diverse attività all'interno della nostra cittadina. Come possiamo vedere abbiamo firmato 8 editti, siamo da 16 anni al potere e si sta avviando verso la limousine, verso la centrale nucleare. Comunque abbiamo accumulato $2.000 nel conto svizzero e io direi a questo punto di costruire una banca per aumentare quindi il nostro conto svizzero e anche ridurre il costo degli edifici, perché il nostro conto svizzero è il primo obiettivo dopo quello di non farci buttare giù dal governo, di accumulare quindi soldi all'interno del conto svizzero per aumentare il punteggio alla fine della partita. Perfetto. E intanto vediamo qui cosa c'è. Stanno costruendo l'armeria, vero, perché nel video precedente i militari ci avevano chiesto quindi un maggior numero di generali per controllare l'esercito. Comunque possiamo vedere che la nostra popolazione è arrivata a 174 abitanti con il 51% della felicità, quindi stiamo andando bene. Abbiamo quindi vinto contro il partito opposto in una maniera schiacciante. Allora, come possiamo vedere il nostro college sta lavorando anche bene e possiamo fornire diversi tipi di istruzione, come quella generale, un'educazione normale, un'educazione parrocchi, ovvero dei corsi extra di religione, e quindi a base del livello di educazione ma inducono quindi a una carriera e anche un'ideologia più religiosa che militare, che normale. Allora, sono stati $33.000 di merci. Intanto attendiamo che venga terminata. È perfetto, terminata la nostra centrale nucleare. Come potete vedere
può essere alimentata sia a carbone, che aumenta il livello di inquinamento, o a gas naturale. I costi sono raddoppiati e meno 50% dell'inquinamento, quindi io direi di utilizzare il gas naturale, perché in questo periodo abbiamo abbastanza soldi e quindi all'interno delle nostre casse. Quindi io direi di posizionare qualche luogo di divertimento per i nostri cittadini. Perfetto. Oggi abbiamo delle previsioni meteo speciali direttamente dal Presidente. Vediamo. Prevede una nottata tranquilla, serena e stellata. Ricordate che il nostro Presidente ha sempre ragione, anche quando si sbaglia. Certo, perfetto. Il nostro Juanito ci sostiene sempre e anche in casi sbagliati. Comunque noi abbiamo posizionato un nightclub per far divertire la popolazione e anche un cinema che avranno delle motivazioni diverse all'interno della popolazione a secondo dei film che faremo vedere alla popolazione. Comunque possiamo vedere, diamo un'occhiata al nostro almanacco se gli alloggi vanno bene o hanno bisogno di una svolta. Vediamo un po' qualità degli alloggi, sempre 44%, l'ambiente è sempre sotto la norma e la libertà anche, ma diamo una svolta anche agli nostri edifici. Possiamo costruire il condominio che ci permette di alloggiare più persone e ci permette anche di avere una quantità di persone appartenenti a un ceto sociale più elevato che i soliti contadini. Allora, intanto aspettiamo che tutte queste costruzioni vengano ultimate. Possiamo vedere che la nostra centrale nucleare, guardate che bella, sta lavorando di già, perché i nostri lavoratori provenienti dal college già stanno entrando all'interno della nostra fabbrica. Comunque, come potete vedere, abbiamo ultimato il nostro molo e quindi le nostre barche di pescatori si avvicineranno verso il mare per pescare quindi pesci e venderli ed esportarli. E inoltre possiamo vedere se abbiamo terminato la caserma. Perfetto, all'interno quindi ci sono i generali che maturano esperienza a una velocità normale e addestriamoli normalmente, quindi perché non abbiamo bisogno di forze speciali in questo caso. Nel mercato manca qualcuno. Anzi no, è tornato, perfetto, c'era un lavoratore che mancava. Perfetto, vediamo come sta andando la nostra discarica. Possiamo impostare i rifiuti locali, che riduce l'inquinamento in una vasta area. Rifiuti importanti: la discarica accetta rifiuti provenienti dall'estero, generando 200 di introiti al mese. Il rispetto agli ambientalisti nei due confronti cala. E di riciclaggio: il costo del mantenimento della discarica raddoppia, ma gli ambientalisti ti rispetteranno di più. Io direi di attuare il Ecco la riciclaggio. vostra razione quotidiana di verità. Come sempre, dalla bocca di Betty Boone. Quest'oggi il nostro leader fasullo ha annunciato che Tropico ha migliorato i rapporti con gli Stati Uniti. Gente, svegliatevi! Questa collaborazione con una superpotenza ci porterà solo guai. Anzi, sono sicura che dietro la stessa elezione del presidente ci sia stato lo zampino della CIA. Sì, lasciamo perdere Betty Boo qui, o come caspita si chiama, e andiamo ad analizzare i nostri problemi. Come potete vedere ci è arrivata una nota che ci afferma che ci sono pochi alloggi nei dintorni delle coste e noi infatti stiamo andando a costruire delle case. Intanto abbiamo ultimato la banca, possiamo sviluppare il nostro conto tramite i nostri conti correnti tramite uno sviluppo urbano che diminuisce il costo di tutti gli edifici fino al massimo di 20%. Molte banche impostate su questa modalità riducono il loro costo fino a un massimo del 60%. L'effetto sarà applicato gradualmente, ma io direi di attuare il fondo nero, ovvero di aumentare il nostro conto in Svizzera. Perfetto, quindi il denaro che andremo ad accumulare in questo tempo andrà nel nostro conto in Svizzera e andrà ad aumentare il nostro punteggio alla fine, mentre la banca invece i conti offshore, praticamente la banca accetta il denaro dei turisti stranieri e addebita loro una cifra variabile in base alle abilità dei banchieri. Perfetto, allora vediamo intanto gli editti, cosa possiamo fare. Intanto attuiamo il programma di alfabetizzazione, che praticamente tutti gli operai guadagnano l'esperienza più velocemente, che è abbastanza utile, quindi questa legge è importante. Ma anche vediamo se possiamo fare, ecco, siamo arrivati nel momento in cui possiamo allearci con gli Stati Uniti. Perfetto, possiamo proteggerci dall'invasione russa e il rispetto dei nazionalisti diminuirà in maniera permanente. Vabbè, per il momento non facciamo niente, in caso di necessità lo faremo. Comunque volevo illustrarvi anche questa funzione delle alleanze. Intanto vediamo se possiamo costruire questa casetta. Perfetto, è stata costruita. A breve entreranno i pescatori del molo a vivere all'interno.
Intanto, appena verranno ultimate queste ultime costruzioni, vorrei dar vita quindi al turismo all'interno della nostra cittadina. Infatti io direi di svilupparlo in un'area più diversa, perché questa è un'area più industriale che balneare, quindi direi di iniziare a posizionare i primi alberghi, se possiamo. Abbiamo bisogno di un modo per far arrivare i turisti, e io direi di costruire il nostro molo turistico per far arrivare i turisti tramite le navi. Perfetto, vediamo intanto di collegarci una strada. Una nuova moda si sta diffondendo sull'isola. Dare ai neonati lo stesso nome del presidente. Ieri ho visto un lama con il nome del presidente scritto sul pelo rasato. Ma ovviamente il più grande fan del presidente sono io, Juanito. Eccolo, Juanito. Perfetto. Vediamo. Hanno ultimato il cinema, perfetto, come potete vedere. Gli stipendi sono a $5, la paga mensile, e la tassa a $7. Possiamo far vedere alle persone diversi film, come le prime mondiali, nuovi successi che aumentano la qualità del servizio di eventi, ma io direi di aumentare qualcosa che aumenti una fazione in particolare. Come il Papa approverebbe in prima persona la scelta di questo film rispetto della pagione dei religiosi, aumenta di 10, classici di Hollywood, classici russi, eccetera. Io direi di aumentare il rispetto dei religiosi, ma come ho illustrato nel video precedente, ci è arrivata una nota che ci richiedevano una cattedrale all'interno della nostra cittadina, e io direi di costruirla appunto all'interno di questo spazio, che costa davvero tanti soldi, ma è davvero fondamentale per la nostra popolazione, soprattutto quella religiosa. Vediamo un po'. La nostra centrale nucleare sta funzionando, vediamo un po' gli stipendi. Il totale rifornimento di elettricità 112 mega e elettricità totale 147 mega. Al momento ok, perfetto. Comunque stiamo andando più che bene, anche se siamo in negativo con il bilancio, ma presto ci riprenderemo. Comunque io direi, appena guadagneremo abbastanza soldi, di migliorare la nostra discarica con l'inceneritore, che diminuisce l'inquinamento generato dalla discarica, e quindi anche il compattatore, che riduce l'inquinamento nell'area circostante. Vediamo la nostra fabbrica di sigari come sta andando. Profitto 17.370, solo la fabbrica di sigari ci sta producendo diversi introiti, quindi successivamente dobbiamo creare qualche altra fabbrica che ci permetta di esportare tante monete. Vediamo un po'. Nave, cos'è? Oh, presidente, un terremoto, si salvi chi può. No, forte. Fortuna che siamo riusciti a riprenderlo. Cos'è successo? Ehi là, Tropico, come butta? Di recente la nostra cara isola ha dovuto subire l'ira di madre natura. Purtroppo l'ultimo terremoto ha fatto una vittima illustre, il gatto di porcellana preferito del presidente. Il rito funebre si terrà venerdì prossimo. Inutile dire che la partecipazione è obbligatoria. Ci ha distrutto un garage e una casa popolare. Qua ci sono i detriti, come potete vedere. Non mi era mai capitato di vedere un terremoto. Comunque all'interno di questa saga di Tropico, se possiamo chiamarla saga, abbiamo visto il tornado e il terremoto. Se continuiamo così ci abbatteranno il palazzo anche i ribelli da un momento all'altro. Comunque vediamo qua il bar, questo è il bar, sì, per il presidente. Vediamo, il nostro bilancio si trova sotto i 10.000. Vabbè, appena arriverà la nuova nave, ecco, è arrivata, guadagneremo e rincasseremo i nostri soldi. Perfetto, vediamo se li rincassiamo. Vediamo un po' se si dà da fare questa nave. No, non stiamo incassando niente. Vabbè, vediamo. A breve dovremo incassare, perché dovrà esportare le nostre merci. Ecco, $14.000 presi. Perfetto, e andiamo immediatamente 22.000 a migliorare la nostra discarica, come vi avevo detto prima, con l'inceneritore e il compattatore. Siamo riusciti a ristabilire l'economia. Perfetto. Stabiliamo anche una come possiamo vedere, vediamo un po', fabbrica di mobili. Istituiamo anche una nuova fattoria per la coltura del tabacco, che ci serve perché abbiamo la fabbrica di sigari. Vediamo un po' dove la possiamo mettere qui. E creiamo anche un'altra azienda, un'altra azienda nel pozzo petrolifero. Vediamo se se c'è un luogo dove piazzare questo pozzo petrolifero. Proprio qui, oppure dove possiamo piazzarlo?
possiamo piazzarlo in mare. Ah, vero, ci possiamo piazzare anche il pozzo petrolifero all'interno del mare. Comunque nella prossima parte vi illustrerò anche questa possibilità di piazzare un pozzo petrolifero all'interno quindi della nostra costa, al di fuori della nostra costa, e migliorare le nostre entrate tramite l'esportazione di materiali petroliferi. Comunque questa settima parte del video è finita, vi illustrerò le attività successive nei video successivi. Ciao a tutti da Edro Vanelghem.